Incontri per Venezia TV, siamo in compagnia di Carlo Bendoricchio, che è il direttore generale del consorzio di Acque Risorgive di Venezia. Buonasera. Buonasera a tutti, buonasera. Facciamo un quadro complessivo della situazione, partiamo però con una domanda che chiarisce magari un po' più le idee ai nostri telespettatori. Ed è diretta: cos'è il consorzio e dove operate? Il consorzio è una struttura di carattere associativo, è amministrata dagli interessati, che sono tutti proprietari di immobili all'interno del perimetro di contribuenza, così si chiama. Il perimetro di contribuenza comprende una superficie di 100.000 ettari, distribuito fra 3 province, la provincia di Venezia, la provincia di Padova e la provincia di Treviso. Diciamo come i riferimenti geografici abbiamo il comune di Venezia e la Gronda Lagunare, poi arriviamo alle porte della città di Padova, sale verso Cittadella e Castelfranco Veneto, scende verso Treviso e si riconnette alla laguna di Venezia, diciamo nel territorio veneziano. 52 sono i comuni all'interno di questo perimetro, in tutto o in parte. All'interno, dal punto di vista idrografico però, perché il consorzio di bonifica amministra, diciamo, il territorio o gestisce meglio il territorio dal punto di vista idrografico, quindi è per questo che si distribuisce in più province, in più comuni, ma interessante è che sono 19 bacini idrografici che completamente coperti, gran parte di questi all'interno del bacino scolante della laguna di Venezia, e quindi c'è una disponibilità di accedere, diciamo, a dei fondi speciali per realizzazione di opere. In un momento in cui abbiamo visto, dobbiamo fare i conti con i cambiamenti climatici, immagino che la vostra strategia sia, non dico cambiata, però sia stata purtroppo sì, implementata. Purtroppo dobbiamo far conto con questi cambiamenti climatici, e le evidenze dei giornali, telegiornali recenti sono emblematiche in questo senso. L'esperienza di Genova parla chiaro, diciamo, ma anche se vediamo i risultati delle precipitazioni degli ultimi 5 anni qua nel territorio veneziano, partendo da quel famoso 2007, del 26 settembre 2007. E questo possibile cambiamento climatico, adesso io non ho l'esperienza, cioè non ho la competenza più che altro per poter dire se il cambiamento climatico c'è o non c'è, però autorevoli fonti, più autorevoli di me, hanno fatto degli studi in questo senso e pare esserci questo cambiamento climatico. Si concretizza per l'interesse del consorzio in 2 aspetti. Uno è una riduzione delle precipitazioni nel periodo estivo, che magari porta a meno attenzione alla sensibilità pubblica perché non ci sono di fatto allagamenti, però porta a un disagio per l'irrigazione, per esempio, e quindi a un danno economico per tutta la parte agricola di questo comparto. E l'altro, quello più, diciamo, interessante per il cittadino comune, è l'intensificazione della precipitazione in brevi periodi, quindi nel periodo autunnale, settembre-ottobre, sono sempre più frequenti le precipitazioni intense e localizzate nello spazio. L'esempio del 2007, per esempio, portava quei 220-230 mm in sole 12 ore nel territorio di Gronda Lagunare, per esempio nel comune di Venezia, Mira, Campagna Lupia, Valle Averto, diciamo come fulcro di questa precipitazione. E in questo senso è evidente che qualcosa deve cambiare. In più è anche da considerare che il territorio negli ultimi 20-30 anni, ma probabilmente anche qualcosa di più, ha subito un cambiamento rilevante dovuto all'urbanizzazione del territorio. Se pensiamo in quel territorio che descrivevo prima fra Venezia, Padova e Treviso, e lo guardiamo da lontano, da un satellite o da ortofoto, non riusciamo ad individuare degli ambiti a campagna, prettamente a campagna, ma c'è un'urbanizzazione diffusa. E purtroppo anche la pianificazione urbanistica nel passato non ha posto le adeguate probabilmente attenzioni al carattere idraulico, quindi abbiamo delle edificazioni costruite troppo vicine ai fiumi, troppo vicine ai canali, delle urbanizzazioni che nascevano, diciamo, degli ambiti, non so, delle zone industriali che nascevano con una certa dimensione, poi nel tempo si sono ingrandite, ma le fognature che raccolgono questi allargamenti, diciamo, attorno alle prime aree industriali sono rimaste sempre quelle, e quindi l'insieme di tutte queste cose può portare ad enfatizzare l'effetto del cambiamento climatico. Strategia. Bisogna lavorare, insomma, sulla rete idrica. Scontiamo anche un particolare periodo storico, che è questo di crisi, diciamo così, quindi lo Stato, la Regione ha pochi soldi da mettere a disposizione per opere straordinarie. È da dire che la Regione Veneto, dopo l'alluvione del 2010, ha investito molto, si nota lo sforzo della Regione
per cercare di risolvere il rischio idraulico. Quindi sono state programmate, alcune già realizzate, grandi bacini di laminazione, grandi vasche di laminazione per la rete idrografica principale, quindi quella in gestione dalla Regione. Abbiamo anche un'altra fortuna che dicevo prima, quella di appartenere al bacino scolante della Laguna di Venezia, e quindi passiamo un decennio in cui molto si è investito, se è vero, per la realizzazione di opere che avevano come obiettivo principale la riduzione dei nutrienti, quindi del carico inquinante che ragiona la Laguna di Venezia, però i consorzi di bonifica, che sono la parte, diciamo, che ha gestito questi fondi, ha investito per raggiungere quell'obiettivo, ma anche la sicurezza idraulica del territorio, e quindi grandi opere sono state fatte. Abbiamo costruito canali molto più grandi di quello che servono per far passare le acque di piena, e con l'obiettivo bacino scolante, appunto, e con l'obiettivo di sicurezza del territorio. Però ad oggi, in questo periodo, insomma in quest'ultimo anno, di finanziamenti oltre a questi grandi bacini di laminazione ce ne sono pochi, e quindi ritengo che la strategia che possiamo mettere in campo adesso è quella di aumentare, diciamo, la manutenzione, la gestione, cioè concentrarsi su questi aspetti, e quindi provare a realizzare tanti piccoli interventi che possono dare la risposta non solo a quegli eventi eccezionali di cui abbiamo parlato prima, ma che riducano gli allagamenti frequenti, quelli che a ogni pioggia creano disagio ai cittadini, in modo da poter almeno dare una risposta in quel senso. Per raggiungere questo obiettivo è necessario che ci sia una sinergia istituzionale fra consorzio che opera nel territorio e i comuni principalmente, che sono al governo del territorio. Quindi in questo senso, e devo dire che abbiamo trovato, quando ci siamo proposti ai comuni in questo senso, un'ottima risposta. In questo senso le due strutture possono individuare quali sono le vere piccole criticità del territorio e concentrarsi per risolverle. Per quanto, scusa. Sì, prego. No, per quanto invece alle competenze specifiche del consorzio, noi possiamo cercare di intensificare quella manutenzione straordinaria, cioè l'attività ordinaria del consorzio è quella di tagliare l'erba, le piante e mantenere puliti, diciamo così, i canali. Sto parlando solo come obiettivo sicurezza idraulica, evidentemente, perché poi c'è anche molto dell'altro, ma oltre a questo si può pensare a degli interventi straordinari, quindi è necessario tenere in piena efficienza e ammodernare i nostri impianti idrovori. Gli impianti idrovori su un territorio come quello che abbiamo, che è la parte finale della regione Veneto, quindi la parte più insaccata, diciamo così, sono indispensabili. Abbiamo circa 29.000 ettari che non possono scaricare in laguna se non sollevati dagli impianti idrovori in condizioni di piena o di alta marea, e 12.000 di questi 29 necessitano del funzionamento degli impianti idrovori anche in giornate di pieno sole, e quindi se non ci fosse questa azione non ci potrebbe essere evidentemente sicurezza idraulica. Quindi ammodernamento degli impianti idrovori, il potenziamento dei corpi arginali e il consolidamento dei corpi arginali, perché abbiamo visto nel 2010 quale può essere il danno in caso di rottura di argine. E poi invece in quelli canali più minori, diciamo non arginati, quindi canali di trincea, è necessario riuscire a mantenere in piena efficienza le loro scarpate, quindi una frana può portare una barriera, diciamo, nel corso d'acqua e quindi creare un'esondazione, quindi anche queste sono azioni di manutenzione straordinaria che è necessario fare. Ancora vediamo, abbiamo in passato i canali sono stati usati per la produzione di energia meccanica, quindi mulini, perché serviva a fare il pane, serviva a fare delle lavorazioni. E oggi questi mulini si cerca di riutilizzare questi mulini per produrre un'energia alternativa all'idroelettrica. La realizzazione di manufatti di questo tipo o il riuso dei salti d'acqua dei fiumi per produrre energia idroelettrica certo è produttiva, però può aumentare le condizioni di rischio idraulico, quindi vanno controllate e realizzate bene quelle opere lì in modo che non peggiorino la sicurezza del territorio.